La mia famiglia è un alfabeto. La mia famiglia è un alfabeto. Tante lettere diverse che si abbracciano, a volte cantano e perché no, litigano. La V è Vittorio, mio padre, gran collezionista. La sua raccolta è una T di tesoro. Se entri nel palazzo dove abitiamo e vai su per la scala a chiocciola stretta, stretta e circolare, puoi scoprire i suoi piccoli oggetti preziosi scolpiti in avorio o le storie di personaggi biblici narrate su tavole di legno dorate. La S è una stanza strana, ovale, tutta verde, come il profumo della minestra di verdure che adoro mangiare. Me la faccio servire in una P, quella dei 275 piatti di porcellana bianca su cui un grande maestro ha appoggiato un prato di minuscoli e delicatissimi fiori. Ecco, questo è l'inizio di questa storia intitolata proprio La mia famiglia è un alfabeto, tratta da fantastica arte, storie in gioco per scoprire una città, con i testi miei e le illustrazioni di Caterina Giannotti, un libro ideato da Marina Zuliani di Barchetta Blu e una storia che noi abbiamo proprio pensato per i bambini più piccoli, in modo da farli approcciare alle opere che impreziosiscono il palazzo della Galleria Cini a San Vio, in un modo fantastico, in un modo più semplice. Il palazzo è impreziosito da moltissime opere d'arte che a volte forse risultano ad un primo sguardo di difficile comprensione per i bambini più piccoli, e per questa ragione che il nostro progetto ha studiato proprio una modalità fantastica, ma che ha anche poi delle radici sulle opere d'arte presenti nel palazzo, quindi le porcellane, la scala ideata da Tommaso Buzzi, tutti i dipinti su tavola dei primitivi, un modo, come dicevo, più semplice e al tempo stesso fantastico per raccontare la storia di una famiglia, la famiglia Cini, e di un palazzo e di una collezione. Vi aspettiamo con i nostri laboratori e le nostre proposte alla Galleria di Palazzo Cini.